vorrò fare un piccolo intervento, perché io sono qua da tanti anni per ringraziare i caduti per la libertà della Sicilia, che sono caduti per un ideale e sono caduti anche per noi. Fino a quando ci sarà la manifestazione per ricordare i caduti dell'Eves, ci sarà la Sicilia. Se qualche giorno non ci sarà più questa manifestazione, vuol dire che la Sicilia sarà tramontata del tutto. Altro motivo per cui voglio parlare poi è perché tra i caduti dell'Eves c'era, diciamo, un compagno di scuola mio, Giuseppe Lo Giudice. Giuseppe Lo Giudice era nello stesso istituto di Caltagirone che frequentavo io. Lo conoscevo, era un ragazzo buono, intelligente, ben voluto da tutti. Noi sapevamo che era separatista, non sapevamo che già era entrato così giovane nell'esercito siciliano, che davanti all'aggressione violenta italiana in Sicilia si creò un esercito, l'Eves, esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia, che come primo comandante aveva il professore Canepa dell'Università di Catania. Poi io sono in grado di dirvi perché questi giovani morirono e non morirono invece i carabinieri del corso di blocco. Questi ragazzi, anche il comandante non era un ragazzo ma era giovane, erano i cavalieri dell'ideale, lottavano per un ideale ma con precise regole. Per esempio era odiatissimo l'onorevole Albizio, alto commissario per la Sicilia,